Quindi tutti dotati di bancomat o carta di credito. C'è un'indagine che è stata condotta a questo riguardo, vero? Sulla gradivolezza, il gradire o meno? Che ha fatto lo SPI. No, lo SPI ha fatto, il sindacato pensionati regionale ha fatto un sondaggio fra i propri iscritti di tutte le età per capire il grado di gradevolezza appunto di questa norma, del fatto dell'obbligatorietà a pagare con il bancomat in questo caso. Slide numero 8, vediamolo. Devo dire che il risultato è sorprendente perché mi pare così a memoria che l'84% di pensionati abbiano detto che non hanno problemi a pagare con il bancomat e che pagano sempre con il bancomat le spese giovani. che fanno. Ma noi abbiamo anche qualche centenario, a dire la verità, però più o meno hanno detto che loro pagano sempre con il bancomat, l'84%, perché poi avendo anche la pensione alle poste hanno il bancomat delle poste per fare andare a ritirare la pensione, quindi lo usano. Però vi interrompo un attimo, c'è una telefonata. Pronto? Prego. Pronto, buongiorno. Da dove chiama? Buongiorno. Io volevo un'informazione dal signore della CGIL. Sì, dica. Io vivo con un'invalida, con sua mamma che è amministratrice di sostegno, e prende il reddito di cittadinanza e lo prendeva il giorno 21. Siccome sua mamma ha l'appuntamento col sindacato al 30 per fare l'ISEE, questa volta non gli hanno caricato il reddito al giorno 21 come sempre. Volevo sapere perché. Ho capito. Vuole rispondere lei? Grazie. Da dove chiama, scusi? Io chiamo da Solentino. Perfetto, grazie molte. Grazie, sentiamo cosa dice. È strano però che non gli abbiano caricato questo mese il reddito di cittadinanza, perché la persona aveva tempo fino al 25, quindi oggi ne abbiamo 24 al 25 e domani, per fare la nuova domanda, e eravamo certi che non avrebbero bloccato nulla finché il 25, che era il termine ultimo, non veniva rifatta la domanda. Quindi se non faceva la domanda entro il 25 poteva trovare bloccato per un po' il reddito e poi appena ripresentava la domanda si sbloccava. Perché chi faceva la domanda entro il 25 invece non avrebbero mai interrotto, quindi che lui gliel'abbiano già interrotto e che al 21 non l'abbia percepito è molto strano. Dovrebbe passare nei nostri uffici e verificare il perché, a meno che non ci siano successe delle cose per cui gli hanno fatto perdere il diritto o sia cambiato qualcosa, ma mi risulta molto strano. Allora, vada assolutamente, però fissarsi un appuntamento prima è difficile anche, No, come fa? È una consulenza. No, ma se lui dice che è per il reddito di cittadinanza e chiede che ha bisogno di una consulenza... Una consulenza perché chiede una consulenza prima, perché assolutamente di farsi ricevere prima è importante, perché può essersi innescato un problema comunque. Allora, se ci sono gli ultimi messaggi da leggere mettiamoli in onda perché il tempo letteralmente vola. Vediamo anche l'altra slide, ultima, la 9, invece utilizzo del bancomat e delle carte di credito, sempre i risultati del questionario dello SPI-CGIL del Veneto, che cosa ne è emerso? Sempre una percentuale molto alta comunque che è disponibile a eliminare il contante, eccolo qua. Sì. Questa era la slide successiva, vediamolo, quella dopo. Questa qua indica appunto quanto le persone sono propense a utilizzare il banco posta, il bancomat eccetera, mentre quella successiva ancora ci fa capire la disponibilità a eliminare addirittura il contante, un 74,8% è disposto a eliminare il contante. È tanto? È tantissimo. Devo dire che noi siamo sempre sorpresi delle nostre persone anziane. Noi abbiamo introdotto un sistema automatico di cambio dell'appuntamento tramite telefono, dove il cliente può col telefono cambiarsi appuntamento o prenderlo, e scopriamo che una parte consistente della popolazione anziana adopera questo meccanismo. Senza telefonare al CAF si prende l'appuntamento automaticamente col rispondimento automatico del telefono o se lo cambia. E noi pensavamo fosse una cosa rivolta più a una clientela
più giovane, e invece vediamo che la popolazione anziana, per il 30% dei nostri clienti, usa questo metodo. A volte siamo un po' più sorpresi positivamente, ecco, dell'uso della, fra virgolette, tecnologia, ammesso che il risponditore automatico sia tecnologico, ma sull'uso della carta di credito siamo rimasti stupiti del fatto che solo il 4% dica io non la uso, non ce l'ho. Chiaro, infatti, sedie a rotelle e deambulatore acquistate sul web, cosa devo fare? Se li acquista sul web può pagare solo online, se quindi paga online deve avere per forza la carta, se no non li acquista. Perfetto, benissimo. Deve conservarla ricevuta ovviamente dell'acquisto. Perfetto, questa è un'altra cosa importante. Allora, vediamo le ultime slide rapidamente, chiedo alla regia se riescono a metterle in onda, che ormai siamo verso la chiusura. Eccola qua, questa è quella che riguarda il 74, come dicevo, il 74,8% delle persone sarebbero favorevoli a un cambio di situazione, ma io mi chiedo, serve veramente secondo voi, questa forse è una domanda anche politica, questa cosa qui, al di là di tutto? Perché i commercianti non sono contenti perché le banche non si è trovato quel famoso accordo, quindi le banche, un po' rifacendo il messaggio di prima, ci guadagnano. E tutti devono munirsi di questa carta di credito, forse per alcuni non è così comodo. Io dico che bisognerebbe levare via gli alibi, e per levare gli alibi di tutti bisognerebbe che il governo imponesse alle banche che i costi per i pagamenti con le carte di credito fossero costi al minimo, come accade dove la carta di credito si usa anche per il caffè, vedi Stati Uniti d'America o Cina, dove anche per il caffè di €1 paghi con la carta di credito al bar. Dunque, se levano via queste tasse per gli istituti di credito, secondo me levare le commissioni significa incentivare anche l'uso e la tracciabilità. Ma tra l'altro, in dato di fatto, io l'ho riscontrato, insomma, l'ho prepagata tante volte, non hai la moneta, eccetera, vai tanto è un fast pay, quindi veloce, e ti rifiutano il pagamento. Ed è imbarazzantissimo perché tu in quel momento non hai altro. Cosa fai? Dici, cioè non accetti il pagamento della cioccolata, delle 2 pastine, anziché la cosa, però ti rifiutano il pagamento. Certo. Quindi è lecito rifiutare il pagamento? No. Cosa può fare il consumatore? E comunicare alla banca che lui che ha il dispositivo non l'ha voluto usare. Ma segnalarlo che cosa ai vigili? Cioè dire quello si può segnalare, ci sono gli organi competenti su questa cosa, gli possono ritirare lo strumento. Ah, ho capito, quindi questa è l'unica cosa, perché se una si rifiuta costantemente i pagamenti. Vabbè, allora detto questo ne parleremo ancora perché ci sono tante questioni che devono essere ancora chiarite, poi a parte tutte le solite detrazioni che sono confermate per gli anni passati, ma quello magari lo ripeteremo anche più avanti quando sarà prossima la questione. E per il momento, per quest'anno comunque non è prorogata la possibilità di presentare la dichiarazione dei redditi fino a settembre, ma va dal 2021. Quindi quest'anno restano le date uguali, identiche. 23 di luglio. Perfetto, grazie al CAF CGIL Nord-Est di essere stato qui con noi per accompagnarsi in queste novità importantissime. La puntata poi la troverete in replica sul web per rendervi conto bene della situazione, e come sempre chiudiamo questa pagina in collaborazione con lo SPI CGIL del Veneto, e grazie a voi, a presto.